I radicali non smettono di tenere alta l'attenzione sul problema del sovraffollamento nelle carceri italiane. Sono arrivati a manifestare anche in Veneto proprio oggi pomeriggio davanti ai due palazzi di Padova, un sit-in. Vediamo. Sit-in dei militanti radicali davanti alle carceri di Padova, Vicenza e Verona. Un'iniziativa a sostegno dei 5 giorni di digiuno e protesta non violenta lanciati da Marco Pannella. Quasi 67.000 detenuti stipati in carceri costruite per ospitarne 45.000. Una situazione esplosiva che in 10 anni ha contato oltre 600 casi di suicidio. Una protesta, quella promossa dai radicali, contro le aberrazioni del sistema giudiziario italiano per la riconquista della legalità e dello Stato di diritto. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha chiesto all'Italia di rimuovere le cause strutturali che determinano i trattamenti disumani e degradanti negli istituti penitenziari e i radicali tornano ad invocare un'amnistia. L'amnistia per i reati non di sangue, ma che andrebbe a snellire tutte le pratiche giudiziarie di funzionamento generale della giustizia.